Buongiorno, le principali notizie. A Catania i rifiuti del più grande parco acquatico del meridione, Etnaland di Belpasso, invece di essere smaltiti correttamente, finivano in un'enorme discarica abusiva dove venivano bruciati e interrati. Sequestrata la struttura, ha indagato il titolare. Aniscemia, emergenza abitativa e la disperazione degli sfollati che chiedono fondi per gli alloggi. Il Comune mette a disposizione alcuni appartamenti dell'Istituto Autonomo Case Popolari. Il presidente Schifani stanzia un fondo da 620 milioni per le emergenze. E a 3 settimane dal passaggio del ciclone Harry, prevista una nuova seria perturbazione. Il vortice di San Valentino Harry bis da domani coinvolgerà la Sicilia centro-settentrionale con venti di burrasca e piogge intense. A Catania la polizia ha arrestato l'uomo che domenica ha gambizzato il vicino di casa, era ai domiciliari, accusato di tentato omicidio, non ancora chiaro il movente. Indagini in corso anche sul ferimento di un giovane parrucchiere ieri a San Cristoforo. E caccia all'oro rosso a Catania, depredato per la terza volta in 3 settimane l'istituto comprensivo San Giorgio, danni per oltre 100.000 euro, l'ira delle mamme. Calcio, gara ieri a Marassi, finisce 3-3 tra Sampdoria e Palermo, un'altalena di emozioni chiusa dal gol di Ceccaroni. Inzaghi dice un punto importante. Il Catania fermato sullo 0-0 dal Cerignola al Massimino, il Benevento vittorioso a Trapani scappa via, il Siracusa gioca bene ma perde anche a Cosenza. Eccoci, e dunque i rifiuti del più grande parco acquatico del meridione, stiamo parlando di Etnaland al Belpasso, invece di essere smaltiti correttamente, pensate, finivano in un'enorme discarica abusiva dove venivano bruciati e interrati. Sequestrata la struttura e indagato il titolare. Ci dice tutto Lorena Dolci. Le carte dei gelati, i cartocci delle patatine, i resti dei picnic, tutti i rifiuti prodotti dalle migliaia di visitatori di Etnaland, il più grande parco divertimenti del meridione, finivano in una discarica abusiva in spregio di qualsiasi rispetto ambientale. Ogni giorno per anni i dipendenti li trasferivano in un terreno adiacente dove venivano bruciati e poi sotterrati. La scoperta durante un sorvolo degli elicotteri della Guardia Costiera che si sono accorti di queste buche nel terreno. Saltano fuori 1.000 metri cubi di rifiuti smaltiti illecitamente. Nel 2022 sigilla alla discarica un terreno di 6 ettari di proprietà dello stesso titolare del parco, Francesco Russello, che oggi invece vede scattare il sequestro del parco. Gli accertamenti sul terreno e sulle acque hanno confermato infatti i reati ambientali, accertando fra l'altro uno sbalzo di 9 metri, frutto dell'accumulo nel tempo dei rifiuti, per anni e in assenza totale di controlli. Parliamo insomma di un'attività che è macroscopica, perché non è una piccola azienda, era l'azienda forse più importante del posto e che quindi doveva probabilmente essere monitorata in precedenza da chi ha funzioni amministrative. Non solo rifiuti quasi mai differenziati, ma anche le acque di lavaggio delle piscine venivano smaltite senza regola. Finivano anche dentro il laghetto artificiale del parco acquatico, non adibito però ai bagni. Il rischio è per l'ambiente soprattutto, non c'era un rischio per chi andava a farsi il bagno nella piscina, ecco, per voler essere chiari. Russello deve rispondere di combustione illecita di rifiuto, traffico illecito e inquinamento ambientale. Dovrà provvedere a realizzare gli impianti di depurazione, il rispetto degli obblighi di smaltimento e la bonifica dei luoghi. A che condizioni potrà riaprire? Quando si sarà messa in regola completamente. Andiamo avanti col nostro telegiornale, ci colleghiamo con Niscemi dove c'è Gerry Italia. Gerry, la situazione tra gli sfollati, tra l'altro ci sono stati anche momenti di tensione all'arrivo del presidente Schifani oggi per fare il punto della situazione. Dici tutto. Assolutamente sì, stamattina Niscemi si è svegliata sotto una coltre di nebbia fittissima, il panorama della frana era ancora più surreale, purtroppo la pioggia continua a cadere, le previsioni meteo non sono incoraggianti da questo punto di vista. Dalle immagini stiamo vedendo proprio l'arrivo stamattina del Presidente della Regione Schifani, che prima di arrivare in comune ha sorvolato la zona della frana in elicottero e poi ha raggiunto il sindaco Massimiliano
conti in comune. Ad accoglierlo c'erano diversi sfollati che hanno detto chiaramente che non vogliono più passare alle politiche, vogliono soluzioni per gente che è fuori casa da 15 giorni e che ancora non vede una prospettiva. Chiedono fondi, investimenti sul territorio e soprattutto chiedono una casa. Ne abbiamo ascoltato qualcuno. La priorità in questo momento sono le persone che abitano qua. Queste persone praticamente in questo momento sono tutte fuori, dove non hanno niente, non hanno proprio niente. Quindi il discorso è semplice. Il signor Schifani si deve mettere nel suo ufficio con il suo entourage a dire cerchiamo di trovare i soldi. Perché tutta la storia che ci vogliono i soldi? E siccome qua nessuno parla, nessuno dice mai niente, perché io questa storia l'ho vissuta 30 anni fa già. E questa è la voce di alcuni degli sfollati. Erano diversi ad aspettare il Presidente stamattina, il Presidente che poi qualche risposta in effetti proprio sul fronte abitativo l'ha dato. Innanzitutto ha parlato dei fondi, dei quasi 620 milioni stanziati dalla Regione, che sono un primo investimento della Regione, e Schifani ha detto abbiamo raschiato il barile pur di trovare questi fondi. E poi la notizia di oggi, praticamente vengono dati i pieni poteri al sindaco Massimiliano Conti per poter assegnare immediatamente alcuni alloggi già disponibili dello IACP qua a Niscemi. Ne sono stati individuati anche altri nei comuni viciniori e verranno assegnati nei prossimi giorni. Tra l'altro il sindaco con i poteri concessi con l'ordinanza firmata dal Presidente della Regione potrà anche occuparsi di assegnare i contributi da 400 a 600 euro per quelle famiglie che chiederanno un contributo per affittare una casa. La Regione apre al comune di Niscemi, al municipio, un ufficio distaccato dove ci saranno presenti 3 funzionari fissi e si occuperanno proprio direttamente di snellire le pratiche burocratiche. Ma ecco quello che ha detto il Presidente Schifani. Abbiamo individuato alcuni alloggi della IACP immediatamente disponibili, alcuni sono a Niscemi, sono 3 pronti a Niscemi, quindi sarà il sindaco delegato a decidere a quale nucleo familiare darlo. Ve ne sono indicati anche altri nei comuni vicini che mettiamo a disposizione dell'amministrazione comunale, perché le famiglie che dovessero decidere di occuparli sono già agibili, sono in fase di definizione. Questo è un primo passo operativo per tanti altri che intenderemo fare. Questo è il Presidente Schifani. Domani sono attesi i presidenti dei consigli regionali di tutta Italia, accompagnati dal Presidente del Consiglio regionale della Sicilia, Gaetano Galvagno, ma domani è il giorno del sopralluogo sui luoghi della Procura. Domani alle 9:30 il Procuratore Capo di Gela, Salvatore Vella, assieme ai consulenti della Procura si recherà sui luoghi della frana, partirà dalla frana a valle per poi analizzare tutti i luoghi e poi tornerà qui a Niscemi per dare il primo input vero a questa inchiesta che è stata avviata dalla Procura di Gela. Per il momento da Niscemi è tutto, se non c'è altro vi restituisco la linea. Grazie Geritalia, buon lavoro. Naturalmente continueremo a seguire la situazione e l'evolversi dei fatti a Niscemi. Intanto, a proposito di emergenze, il Presidente Schifani ha annunciato lo stanziamento, lo sentivate anche dal collegamento, di 620 milioni, rimodulando il Fondo Sociale Europeo e riservandolo proprio alle emergenze. Sentiamo Maglio Viola. 620 milioni di euro in totale, 62 però da destinare in generale agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico per impedire che si debba assistere in futuro ad un'altra Niscemi, ma anche e soprattutto 558 milioni di euro da far confluire in un fondo regionale destinato agli interventi sia per Niscemi che per i danni del ciclone Harry. È una dotazione economica consistente quella messa in campo dalla Regione Siciliana, che con la giunta di ieri sera ha rimodulato le risorse del Fondo Sociale Europeo 21-27, mettendo in campo e destinando all'emergenza tutti i fondi svincolati da progetti che non potranno arrivare in porto in tempo. 93 milioni erano già stati messi in campo. Il nuovo fondo consentirà di rafforzare e rendere strutturali le misure di sostegno per la messa in sicurezza del territorio, il ripristino delle infrastrutture danneggiate e per i ristori ai cittadini, alle imprese e alle attività commerciali che hanno subito gravi danni. Il fondo da 558 milioni, istituito con delibera di giunta, sarà operativo a breve, da scrivere le regole per accedere a questi soldi. Voltiamo pagina. A 3 settimane dal passaggio del ciclone Harry in Sicilia, attesa una nuova perturbazione che i meteorologi hanno chiamato vortice di San Valentino e che interesserà parte dell'isola con venti di burrasca e forte maltempo. Sentiamo Simona Mazzona.
Alcuni esperti meteorologi lo chiamano vortice di San Valentino, ma c'è poco di romantico nell'arrivo di una nuova ondata di maltempo che porterà nelle prossime ore ancora una volta mareggiate, venti di burrasca e tanta pioggia sul versante tirrenico e sulle isole maggiori. In particolare la Sicilia settentrionale subirà il passaggio di una tempesta collegata a un ciclone atlantico che ha origini tra Regno Unito e Paesi Bassi. Dopo il ciclone Harry, il cui passaggio in Sicilia tra il 19 e il 21 gennaio scorsi ha lasciato paura e devastazione, questa perturbazione è attesa con grande preoccupazione, anche se non avrà la potenza distruttiva di Harry. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla su gran parte della Sicilia per l'arrivo di venti forti da burrasca e possibili mareggiate lungo le coste. Giovedì le condizioni meteo peggioreranno e se venerdì sembrerà tornare il sereno, nel weekend di San Valentino un vortice si abbatterà sull'Italia, compresa parte della Sicilia. Non è tanto il maltempo a sorprenderci, ma la nostra cronica in preparazione. I segnali ci sono, le previsioni pure, ma la prevenzione e la pianificazione strutturale, ricche di progetti e tante buone intenzioni, restano ferme ai nastri di partenza. Si spera soltanto di non dover registrare ancora una volta danni irreparabili a strutture e immobili come nel caso di Harry. La Polizia di Palermo ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 3 dipendenti della Camera Mortuaria dell'ospedale Cervello di Palermo, finiti ai domiciliari accusati di corruzione e associazione a delinquere. Dalle indagini è emerso che in cambio di denaro gli indagati avevano accelerato le pratiche per il rilascio di salme di deceduti in ospedale, anche quando erano mancate le autorizzazioni comunali. Adesso a Catania la polizia ha arrestato il 27enne che domenica ha gambizzato il suo vicino di casa, era ai domiciliari, ma allo stesso tempo è accusato di tentato omicidio adesso e non è ancora chiaro il movente. Indagini intanto sono in corso anche sul ferimento di un giovane parrucchiere sempre venuto ieri a San Cristoforo. Sentiamo Simona Mazzone. Per gli spari di domenica scorsa al villaggio Dusmet è stato arrestato e portato in carcere un 27enne accusato di tentato omicidio nei confronti di un vicino di casa, un 48enne ferito alla gamba che è stato portato all'ospedale Cannizzaro, dove i medici, a causa della gravità delle lesioni riportate, lo hanno sottoposto a un intervento chirurgico. Il 27enne, che si trovava in casa al villaggio Dusmet perché sottoposto ai domiciliari, secondo quanto emerso dalle indagini della squadra mobile di Catania, prima di ferire il 48enne aveva sparato un colpo di fucile verso la casa di un parente del vicino, provocando un foro su una parete. Il 27enne, prima ancora che l'uomo salisse per le scale che portano nel suo appartamento, ha sparato ancora col fucile, questa volta colpendo la vittima a una gamba. La polizia è riuscita anche a trovare il nascondiglio in cui l'uomo aveva nascosto l'arma con cui aveva sparato, in una mansarda nascosta da una botola. E la polizia indaga anche sulla sparatoria avvenuta in via della Concordia, dove un pregiudicato di 27 anni è stato ferito alla gamba sinistra all'interno del locale nel quartiere di San Cristoforo. Il giovane è sottoposto agli arresti domiciliari, ma ha il permesso per lavorare in un salone per parrucchieri. Ha raccontato agli agenti di aver udito le grida per una lite in strada, di essere uscito dal negozio e di essere stato colpito accidentalmente alla gamba. Una versione che non convince gli investigatori. Secondo altre fonti, infatti, il 27enne sarebbe stato colpito al culmine di una lite. Il ferito è stato portato all'ospedale Garibaldi, mentre le indagini proseguono per fare luce sull'episodio. Breve pausa e poi l'ennesimo furto, il terzo nell'istituto comprensivo San Giorgio a Catania. A Catania per la terza volta in 3 settimane furto di rame nell'istituto comprensivo San Giorgio, danni per 100.000 euro e naturalmente sale anche l'ira delle mamme. Sentiamo Tonino De Mana. Oltre 100.000 euro di danni, scuola al buio e alunni a casa. Non c'è pace per l'istituto comprensivo San Giorgio Plesso Borsellino, depredato per la terza volta in 3 settimane. Se non è record, poco ci manca. L'ultimo atto si è verificato nella notte, quando ignoti si sono introdotti nella scuola, complice l'assenza dell'impianto di sorveglianza, per arraffare metri e metri di cavi di rame. Danneggiato in maniera irreparabile il quadro elettrico che vedete in queste immagini. Mattinata di sopralluoghi per i tecnici comunali e per l'assessore all'istruzione Guzzardi, mamme esasperate nel piazzale. Noi non vogliamo fare la scena, fare caciarate, noi vogliamo dire i nostri figli in questo momento sono a casa,
disagiati, stanno retrocedendo tutti quanti, alcuni sono stati messi in un altro plesso, nel plesso centrale, ma comunque non è una situazione sostenibile a lungo termine. È svilente la situazione, cioè, non ho proprio parole. Come si può spiegare? Come si può spiegare una situazione del genere ad un bambino che vuole studiare, vuole andare a scuola con le proprie maestre, con i propri compagni? Abbiamo bambini all'asilo, alla centrale, altri bambini in DAD, chi ha anche 3-4 figli. È una situazione assolutamente insostenibile. Si continua a avere appunto questo disagio dei furti. Nella notte tra il 20 e il 21 gennaio, con allerta rossa per il ciclone Harry, il primo raid vandalico e conseguente danneggiamento della cabina elettrica esterna, seguito da altri furti di rame che hanno fatto lievitare il danno, e la beffa con gli alunni a casa per vacanze forzate e ad oltranza. Torna l'appuntamento con il sindaco, l'incontro con il primo cittadino di Catania, Enrico Trantino, in diretta su Telecolor dopo il TG alle 14.30. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele scrivete al numero di WhatsApp 342 74 55 005 o inviate una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo dunque su Telecolor alle 14.30. E dopo la sinergia nata con la festa di Sant'Agata tra Antenna Sicilia e RTL, nasce una nuova collaborazione durante il Festival di Sanremo. Il presidente della prima radio più ascoltata in Italia, Lorenzo Suraci, apre le porte della grande postazione mobile della radio alle nostre telecamere. Sentiamo Roberta Lunghi. Primato su primato. In Italia la radio più ascoltata è ancora RTL 102.5, che con Radio Freccia e Radio Z supera i 9 milioni di ascoltatori al giorno. Nulla è per caso, perché risultati tanto importanti nascono dalla passione e dal lavoro ormai trentennale di Lorenzo Suraci, editore e anima della radio, geniale anticipatore della radiovisione, con il vizio delle intuizioni che si sono rivelate poi chiavi di volta per avvicinare e fidelizzare il pubblico, e con l'intelligenza di non adagiarsi mai sugli allori. Mai adagiarsi, anzi immaginarsi che comunque c'è tanta strada davanti. Ci piace cominciare a rafforzare quella che è la realtà, diciamo, italiana, particolarmente regionali. E proprio in quest'ottica, dopo la sinergia durante la festa di Sant'Agata tra RTL e Antenna Sicilia, nasce una nuova collaborazione. Vi ho fatto un invito ufficiale per esserci anche voi con noi a Sanremo per questa grande esperienza che noi facciamo ormai da tantissimi anni. RTL da molti anni, potente amplificatore del Festival di Sanremo, in questa edizione aprirà le sue porte anche della radiovisione alle telecamere di Antenna Sicilia per condividere retroscena e interviste ai protagonisti. Allora verremo a curiosare nel vostro meraviglioso track. Dovete venire, avremo modo di amplificare al massimo quella che è la nostra esperienza a Sanremo. Pronti a diventare tutti rigorosamente dei veri normal people. Grazie Lorenzo Suraci. Assolutamente, grazie a voi. Una breve pausa, ampia pagina dedicata al calcio. Partiremo dal Palermo, poi Catania, Trapani e Siracusa. Per il calcio, ieri a Marassi finisce 3-3 tra Sampdoria e Palermo. Marco Gullà. Fuochi d'artificio a Marassi, Sampdoria-Palermo regala emozioni e gol. Finisce 3-3, una partita infinita con i rosanero che acciuffano il pareggio oltre il 90° con questo colpo di testa di Ceccaroni. È il 12° risultato utile consecutivo per la formazione rosanero, che però adesso rischia di allontanarsi dalla zona promozione diretta. Riavvolgiamo il nastro, c'è l'ex Brunori tra i blucerchiati. Inzaghi risponde con Jonsen dal primo minuto. Partita scoppiettante sin da subito, 2 gol annullati, uno a Brunori, l'altro a Pierozzi per fallo di Bani, ma i siciliani trovano il vantaggio al tramonto del primo tempo per una sfortunata autorete di Abigard dopo un cross di Palumbo. Ripresa, succede di tutto. Begic dopo 5 minuti pareggia e poi al 54° Brunori serve un assist al bacio per Pierini, che segna il suo primo gol in blu cerchiato. Partita ribaltata. La Samp cala il tris al 23° sotto la pioggia battente con l'inserimento vincente di Cherubini su assist
est dalla destra. Sembra finita, ma non è così. I cambi di Inzaghi danno la scossa ai rosanero che tornano in vita con il gol di Augello dopo una grande azione di Palumbo. Poi nel finale la capocciata di Ceccaroni regala il pareggio al Palermo. Negli istanti finali ci prova poi Ampalo, ma il punteggio resta sul 3-3. Una partita memorabile a Marassi. Una partita dai 1000 volti, è chiaro che finito il primo tempo speravo di vincerla, poi per come si era messa, insomma, va bene così, abbiamo avuto una grande reazione, abbiamo fatto il 3-3, anzi con poi Ampalo abbiamo sfiorato il 4-3, adesso non ho ancora visto quell'episodio, però insomma teniamoci questo punto che sarà molto importante, diamo seguito ai nostri risultati. E il Catania non va oltre il pareggio contro il Cerignola, al Massimino finisce 0-0, sentiamo Marco Carli. Il Catania non riesce ad andare oltre e questa volta non viene in soccorso nemmeno il campo amico. Dopo la sconfitta di Potenza col Sorrento arriva il pareggio a reti bianche con il Cerignola dopo una gara di costruzione in cui il Catania ci prova, ma l'unica vera parata la fa Dini. Primo tempo dei ritmi bassi e con tanti errori tecnici. Quaini va in gol dopo un tocco di Allegretto, ma l'arbitro fischia fallo e resta dello stesso avviso dopo la revisione. Si deve arrivare quasi alla mezz'ora per vedere una conclusione insidiosa. Ci prova Jimenez da fuori area, sinistro al lato di poco. Il Cerignola però risponde con parlato, questa volta il tiro di destro, ma il risultato identico, pallone fuori. L'occasione giusta, la prima vera palla gol, capita sui piedi di D'Ausilio, che da dentro l'area non capitalizza il passaggio di Corbari e spedisce alto. L'unico rammarico che nelle situazioni pericolose che abbiamo creato siamo stati poco incisivi, poco determinanti, però per quanto riguarda la prestazione non posso rimproverare niente ragazzi. Fra l'avvio della ripresa e i primi minuti entrano Lunetta, Di Noia e poi Caturano e Bruzzaniti. Il Catania ha più profondità, da un'iniziativa di Lunetta il pallone arriva a Casasola che calcia alto. L'esterno si ripete, ancora servito da Lunetta ma spedisce fuori anche se non di molto. Tocca però a Dini salvare il risultato. Russo da sinistra, pennello un cross su cui Dorazio scaglia un tiro potentissimo che il portiere Tneo respinge con un grande intervento. Toscano si gioca anche la carta Rolfini. Arriva l'occasionissima sui piedi di Lunetta, ben lanciato da Quaini, ma la conclusione deviata in angolo. Il Catania chiama anche 2 volte la revisione ma l'arbitro non cambia idea e nel convulso finale viene espulso Lunetta. Finisce la lunga striscia di vittorie interne, un risultato che, complice il Benevento che scappa, allontana anche il sogno della promozione diretta. Trapani travolto per 5-0 dal Benevento ieri sera al Provinciale. Franco Camarasana. Pronostico rispettato, ma la batosta è stata più severa di quanto ipotizzabile per il Trapani. 5-0 infatti per il Benevento il risultato finale. Della squadra godibile fino a qualche settimana fa è scesa in campo ieri sera una brutta copia, adesso composta in buona parte da gente con poca esperienza che non trovava spazio nelle squadre di provenienza e che il cosiddetto mercato di riparazione ha fatto approdare a Trapani. Aronica, ieri sera in tribuna perché squalificato, ha lavorato in questi giorni per assemblare il cosiddetto Trapani 2, ma senza cavarne un granché. Per il Benevento tutto più facile del previsto. Al 16° ha sbloccato il risultato il trapanese Tumbinello, che ha spedito di testa in rete una maldestra respinta della difesa sul calcio d'angolo. 3 minuti dopo poi un bolide su punizione di Manconi ha chiuso in pratica la partita. Per il Trapani solo al 32° un tiro fuori misura di Benedetti che al 47° si è fatto ingenuamente spegnere. Semplice allenamento la ripresa per il Benevento, andato ancora in rete al 66° con Tumbinello sul rigore, 2 minuti dopo con Mignani e al 92° ancora con Mignani per il definitivo 5-0. Il Siracusa gioca bene ma perde ancora a Cosenza. Marco Petrolito. Il Siracusa torna a mani vuote dalla trasferta di Cosenza. Al San Vito Marula finisce 1-0 per i calabresi al termine di una gara che sembrava essersi incanalata verso il pari, ma che, come è l'andata, è stata decisa nei minuti finali da un episodio per gli azzurri molto sfortunato. Primo tempo vero d'emozioni, giocato sotto la pioggia e a ritmi contenuti. Il Cosenza si fa vedere al 7° con l'Angella, tiro alto, mentre nel finale di tempo gli azzurri ci provano con un destro di Job parato da Pompei. Si va a riposo sullo 0-0. Nella ripresa il Siracusa cresce. Al 60° Contini va vicino al gol con un destro da posizione defilata che sfiora il palo. Poco dopo Frisen
ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione è alta. Il Cosenza risponde prima con Florenzi e poi con Cannavò, senza però trovare il bersaglio. All'82esimo ecco materializzarsi l'episodio che decide il match. Cross di Contigliano, uscita incerta di Ferroni e tapin vincente del entrato in Maurso che tutto solo in aria firma l'1-0. Gli azzurri tentano il tutto per tutto, al 92esimo Di Paolo ha l'occasione per pareggiare, ma manda alto con il sinistro da buona posizione. L'ultimo sussulto è ancora del Cosenza, con Ferroni che vede il raddoppio sul pallonetto dalla lunga distanza di Berretta. Per gli azzurri una sconfitta amara, maturata dopo una gara ben giocata, decisa da un errore fatale che costa carissimo e li fa sprofondare a -5 dalla zona salvezza. All'orizzonte ora c'è il derby con il Catania che per i Leoni arriva in un momento della stagione difficilissimo. È tutto, la prossima edizione alle 19. Grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.